Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella. Il maestro Cleo. Ariete, il premio per la settimana indiscutibilmente più fortunata è vostro. Giove entra martedì nei vostri gradi e compie una magnifica operazione di benergizzazione del vostro segno zodiacale. Ecco che per un attimo, fino all'autunno per la precisione, si potrà dire tecnicamente che è il vostro anno. Preparatevi a nuovi inizi, a grandi evoluzioni, a sintetizzare problematiche e a riprendere ottimismo e voglia di vivere. E magari un bel viaggio soprattutto. Intanto Mercurio non vi obbliga più ad una resa eccessiva delle vostre qualità lavorative e vi rilasserete sempre più. Toro, i giochi dei pianeti tendenziali a riconfigurare la realtà di ogni segno zodiacale, facendo a volte attingere dei 12 ognuno a possedere che non sospettava neanche di possedere. Ecco che voi siete pratici e da più semplici nella risoluzione di ogni problematica. Capiterà di ascoltare il vostro interiore e cercare un abbandono a sentimenti e a morbide che raramente concedete. Generosi e profondi che mai ecco arrivare la profondità introspettiva che tanto vi sarà utile. Niente navigazione a vista. Tutto sotto coperta per adesso, o meglio, come dei sottomarini. A sondare profonde acque. Gemelli, se Mercurio è il vostro pianeta e vi rende brillanti anche nella sintesi. Ecco che proprio il pianeta che sintetizza in positivo diventa uno dei vostri migliori amici e vi obbliga a riprendere tutto la verva allegra e ridanciana di sempre facendo un soldo delle preoccupazioni, pensieri o decisioni da prendere, da buttare dietro le vostre spalle come in una famosa fontana esprimendo un desiderio, e dandovi la possibilità di fare del vostro meglio. Sfidando anche la pesantezza dei tempi e proponendovi in maniera disimpegnata e piena di brio la voglia di ricreare rapporti e diversivi che infiammeranno i cuori e che faranno sentire vivo il vostro. Cancro, da martedì il grande Giove sarà in quadratura, il che comporta dei cambi di programma significativo. Sembra infatti che viaggi o logistica subiscano però arresti per vari motivi. Il cielo vi consiglia di non prendervela, ma di riflettere su quanto allungare i tempi ed aspettare un po' per condizione, un po' per pigrizia, possa essere un vantaggio che vi porta bene. Le stelle inoltre fanno notare che il potrebbe essere soggetto a variazioni e condizioni davvero particolari che non men parole date e volte tenute. Non mettetevi nelle condizioni di subito le variazioni altrui, ma cercate di essere fautori di una direzione importantissima che vi potrà osare tanto, ma costruitela nel tempo. Anche in amore decidete non subordinatamente al partner. Leone, vi basta un trigono di Giove da martedì ed un altro magnifico sestile del Sole che diventano di fuoco per sentirvi di nuovo rinvigoriti e pieni di positività? Ricomincia il periodo di conquista. Le rifate la piega alla vostra criniera e lucidate i vostri denti da leone per ruggire forti e solari. Espansione allo stato puro in barba ad un Saturno che ancora vi vuole arenare ad una velocità che ancora non riconoscete come vostra e non vi dà modo di rendervi conto che la realtà sta davvero evolvendo e che adesso è di nuovo possibile. Potete dire che il peggio è passato e lanciatevi in amori, progetti e felicità che vi si rendono pienamente fieri della vostra vita, anche in un viaggio che di qui all'autunno è molto favorevole. Vergine, con Giove che smette di essere opposto, verrà meno una serie di tensione che vi ho affrontato sul filo del rasoio, ale nelle relazioni. Ecco che la vostra realtà sembra meno nevrotica. Ma Mercurio smetterà di darvi una mano e cercherete delle verità che da tempo attendevano di essere interiorizzate. Una settimana un po' tica. Anche perché si prevede dei cervello mandi a tempi più congeniali per viaggi, progetti e tutta una serie di eazi che sembravano scontati e che invece aspettare un po'. Non cambi di programma.
Per ora. Ma nulla toglie che possono osare significati nuovi al lavoro e nelle relazioni che nel fine settimana avranno bisogno di essere più seguite. Bilancia inizia da martedì un'opposizione davvero importante. Ecco che la vostra realtà è davvero diversa per voi. Le vostre vicissitudini prendono una piega davvero diversa e sembrano finalizzarsi a riflessioni più ampie. Molti progetti sembrano fermarsi e la sensazione che abbiate avuto qualcosa si fa evidente. Forse questo stop obbligatorio imposto da Giove servirà alla Venere che incontrando il mistico Chirone avrà bisogno di confidarsi sulle sue stanchezze e sulle sue ferite che anelano ad un'altra vita. In amore. Data la natura del vostro segno vi si sconsiglia di analizzare e rinalizzare i dati che conoscete già alla perfezione ma di usare la vostra sagacia per ottenere la forza necessaria a fare le cose che per troppo tempo avete rimandato anche prendere decisioni definitive Scorpione Giove vi abbandona. E perdendo questo appoggio dall'acqua viene meno il grande scudo protettivo del pianeta più generoso del cielo. Il che vi potrebbe fare sentire per un momento più sentiti e meno pronti a reagire. Ma sarà proprio questa la prova. Constatare infatti se la grazia planetaria che vi ha investito sarà quella che avrai tesaurizzato e che vi aiuterà ad affrontare tutto in maniera più adulta e matura. Niente paura del resto, avete ancora Marte dalla vostra. E vi piacerà abbandonarvi nei weekend alle passioni. Ma Mercuriosiglia di Impela vi sconsiglia in tu cambiatelo che vi farete reagire male. Se non vi piace l'argomento non disputate. O andate verso altro. Sagittario proprio Giove. Il vostro pianeta guida. Si pone in regime di trigono sublime. Ecco che per voi iniziare l'estate. Le passioni, l'ottimismo. Ed una reinterpretazione della realtà in senso positivistico. Viaggi ed avanzamenti di potenziale carriera da essere all'autunno possibili. Ma se proprio da questa settimana si presentano le possibilità di vivere meglio per vivere e cercare di vivere meglio per affrontare ciò che c'è da e concedetevi qualche margine in più. Anche economicamente le cose dovrebbero migliorare. La generosità in amore diventa ferma e possente e molto vantaggiosa per il partner. Fortunato vostro chi vi ha. Capricorno certo. Il potere di influenza di Giove è notevolissimo e potente ed in quadratura non è proprio una passeggiata. Ma neanche il potente Signore dell'Olimpo può togliervi di colpo tutto ciò che avete tesaurizzato durante lunghi mesi in cui le stelle si sono disposte in maniera così positiva, dandovi modo di trasformare un po' tutto nella vostra vita. Lavoro ed amore sono stati decisamente i campi di azione in cui avere cambiato tutto. Ora fate del vostro peccato meglio per non ricadere nel pessimismo e per non ricacciarvi in uno stato di osservazione che sarebbe un adottare. Da qui all'autunno la configurazione è lunga. Via a tutti i piani B. Acquario da martedì uno splendido Giove tornerà ad irradiare positività e grande ingegno. Sintesi e finalmente una sensazione di conclusione di molte faccende. Prolifera la voglia di essere creativi e la possibilità di ricevere molti incarichi che da tempo vi solletico e per cui venite incessantemente corteggiati. Ma attenzione ad una delicata quadratura del Sole con Saturno che potrebbe farvi decidere di cestinare altri rapporti che non vi convincono o che semplicemente non stimate. Lasciate cadere le cose. Non è necessario che gli altri sappiano in che considerazione li tenete. Vivete piuttosto la piena felicità ed entusiasmo che Giove vi regala in questi mesi e non risparmiatevi nel sorprendere tutti con ulteriori novità. Pesci, non è certo un danno se Giove che vi ha fatto tant'ore fa le valigie e se ne va. Non per questo verrà meno tutto il vostro sentimento e la linea positiva che Glistri hanno tenuto in questo periodo delle vostre vite. Anzi, passando in un ideale secondo campo.
Giove stesso vi aiuterà a concretizzare i sogni e a cercare di come funziona la realtà vostra e a rendervi conto di quanto e come le cose per cui avete lavorato e sì perfettamente materiche. La parte più bella dei sogni è quando diventano reali e vi confermano che non sono proiezioni della vostra mente ma anche delle magnifiche realtà che vi scaldano il cuore e vi accendono il sole.